Benvenuti, bentrovati, ci apprestiamo a vivere un altro weekend e lo faremo in modo sportivo come di consuetudine attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, attraverso il nostro canale sportivo conglobato nella nostra web, ovvero streamingsport.it, per chi ama la radio, VG Radio per quanto concerne sempre la possibilità di ascoltare gli audio delle nostre interviste e di questo nostro TG. Per quanto concerne invece il digitale terrestre, allora canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia per Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, in onda ogni sera 19:40 19:45, in seconda serata e poi nella prima parte della mattinata il giorno dopo. Apriamo con la Formula 1, proprio in apertura perché non si fa altro che parlare stamane del volante mobile della Mercedes che ha catalizzato un po' l'attenzione degli addetti ai lavori e degli sportivi. I vantaggi sarebbero per gomme e velocità di punta. Torna in pista l'avventura mondiale di Giorgio Sernagiotto, l'asolano che da domani guiderà sul circuito di Austin in Texas la Dallara P217 di Settler Racing alla quinta tappa del mondiale Endurance. Ad Anterselva invece continuano i mondiali di biathlon, la Wierer soltanto nona con Hofer nella staffetta mista individuale. Oggi giornata di riposo e domani le due staffette. E sempre domani all'Olimpico di Roma esordio casalingo per la nazionale di rugby maschile che affronterà la Scozia con l'imperativo di trovare la vittoria. Inizio ore 15:15 in campo il Benetton Zanni che tocca i 119 caps in azzurro, raggiungendo così Castrogiovanni. Iniziato il raduno della nazionale italiana di basket maschile, gli azzurri sono a Napoli e ieri sera hanno vinto 83-64 contro la Russia, divertendosi e facendo divertire il pubblico presente. Domenica Estonia-Italia, mentre per quanto concerne l'Eurolega, Milano ha tirato malissimo soprattutto da tre e ha perso contro una delle sue rivali per i playoff. In Eurolega, donne, Girona batte Schio 65-53, mentre questa sera tocca a Battipaglia Umana Reyer Venezia, altra gara molto interessante per continuare il cammino in Eurolega. La Serie A di basket ritornerà il 27 con il recupero tra Varese e Virtus Bologna. Domani sera al Palaverde per gli amanti del basket e per gli amanti del vecchio basket, di quello che erano i miti del Benetton, ci saranno quasi tutti i miti del Benetton che vinse scudetti e coppe, tranne Winnie Del Negro. Al Palaverde sfileranno le vecchie glorie del Benetton, vi dicevo, e del basket italiano. 3.000 i biglietti venduti con incasso, e questo è l'importante, devoluto in beneficenza. Siamo al calcio dove a Razgrad l'Inter ha vinto contro il Ludogorets per 2-0. La Roma, di fronte al proprio pubblico all'Olimpico, ha vinto contro il Ghent per 1-0. E per la Serie B stasera anticipo tra Cosenza e Frosinone, il Cosenza guidato da Beppi Pillon, il nuovo corso sta andando anche bene, l'inizio è fissato per le ore 21. Ritorno alla pallavolo, quella maschile, perché la Superlega presenta nel weekend la Coppa Italia, mentre per il campionato si ripartirà il 29, ma questa sera si recupera Vibo Valencia Padova che era stata rinviata alla 15ª giornata. La 1 femminile di volley invece vedrà domenica nuovamente in casa Limoco Volley Conegliano contro Cuneo, inizio fissato solito alle 17, ma noi prima di proporvi le interviste di questa partita appunto lunedì o martedì, vi facciamo vedere una clip di interviste realizzate con Novara, una clip realizzata dai nostri tecnici. Eccola qua. Abbiamo giocato una buona gara. Io penso che questa squadra questa sera abbia mostrato una bella pallavolo, ma abbiamo dei margini importanti perché in muro difesa non abbiamo fatto quello che avremmo potuto fare. Sono convinto che sia stata una bella prestazione quella di oggi, ma sono convinto che possiamo far di più. Così è bello, davanti a questo pubblico è meraviglioso sempre giocare, se poi vinciamo 3-0 è ancora più bello. Forse stiamo abituando un po' troppo le persone, però
secondo me questa cosa deve uscire dalla testa delle persone, non dobbiamo abituarci a questo 3-0, è la squadra che gioca bene a pallavolo, se poi viene 3-0 ben venga. Sì, sono molto contenta, oggi sono veramente soddisfatta, sia personalmente ma anche di gioco di squadra, perché secondo me ci siamo divertite e abbiamo anche divertito. Sì, è importante perché se ognuno fa il proprio lavoro poi si costruisce il gioco di squadra, però è anche vero che dobbiamo cercare sempre di mantenere sempre lo stesso livello e un livello sempre alto contro qualsiasi avversario giochiamo. Oggi era fondamentale e l'abbiamo fatto bene. Moralmente è molto bello, molto soddisfacente, anche perché è una sfida interminabile. Conegliano Novara, insomma, lo sappiamo bene tutta la storia, quindi sono molto contenta di aver fatto parte da dentro il campo, quindi veramente dà una carica in più, ecco, per continuare sempre a questo livello. Dove sono i tuoi, Rafa? Me li trovi tu? Saperli. 5.300 persone non sono poche. No, infatti. Com'è andata? Bene, miglior dei modi direi. Il pubblico sicuramente ha aiutato. Ogni partita è una cosa a sé e noi cambiamo spesso anche il sestetto, quindi bisogna sempre trovare nuove... Sì, no, nulla è scontato, noi tutte le settimane studiamo e spingiamo per cercare di per cercare di vincere. Poi siamo 3-0, 3-1, va bene lo stesso. Se affrontiamo Caserta, affrontiamo Novara, cioè deve essere la stessa cosa. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco e di far bene noi. Quindi... Ti sfido a trovare i tuoi. Sì, grazie. Bocca al lupo. Sì, penso che abbiamo dimostrato che meritiamo quello primo posto. Abbiamo giocato una bella partita, penso che abbiamo proprio fatto tutto quello che abbiamo preparato prima. C'è una bella squadra, quindi quelle partite c'è qualcosa di più, no? Quindi sì, io sono contenta che la mia squadra oggi ha fatto un bel lavoro. Sì, sempre, penso che questa è la nostra forza, che ci divertiamo anche quando le cose non vanno bene, comunque ci prepariamo per un'altra occasione e alla fine è sempre un bel spettacolo, poi sì. Così, ti lascio agli ammiratori. Grazie, ciao. Questa è la nostra clip dedicata alla vittoria di Novara e allora ne faremo altri di clip e ve le mostreremo con sia il passaggio televisivo che sui social. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Levenza è ritornata la vittoria per 3-0 contro Fano e ora il 1° marzo Motta ospiterà Cuneo, mentre in Serie C il team Spes Conegliano ospiterà l'Arzignano. Rugby, vi dicevo, i Leoni del Benetton sono saliti in aereo, dopo dovevano andare a Newport la scorsa settimana, hanno cambiato, vanno al Cardiff ed è un'altra sfida di primaria importanza per il Pro 14, come ci ha detto ieri Simone Ferrari. E allora continuiamo parlando di calcio, perché in Serie B si ritorna già in campo stasera con Cosenza Frosinone, come detto, domani Cittadella Juve Stabia, Pisa Venezia con un rimpasto societario nuovo presidente e poi domenica Pordenone Chievo, una partitissima, questa tutta da vedere, si gioca alla Dacia Arena di Udine. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto domenica va a giocare contro la Novese in trasferta, cerca punti salvezza. La Serie C invece maschile vede il Vicenza a 58 punti in testa alla classifica. Si è parlato nei giorni scorsi con un'intervista su tutti i quotidiani appunto di Pablito Rossi, che ha parlato di questo splendido Vicenza dei tempi passati. Sabato Virtus Verona Rimini, domenica Cesena Vicenza, Ravenna Triestina ed Arzignano Padova, un Padova blindato e in ritiro. Serie D, con la testa sempre per il Campo d'Arsego, il Montebelluna, la Trevigiana di Pasa, sarà a Feltre per affrontare la temibile compagine bellunese che si trova nelle zone alte della classifica. L'Eccellenza propone il Giorgione, la partita Giorgione-San Martino Speme slitta al 25 febbraio alle ore 20:30. Il rinvio è stato chiesto dal Giorgione proprio per la presenza di 2 giovani giocatori della Rosa al torneo internazionale Caput Mundial.
Mundi, quindi in bocca al lupo a loro. Nel girone B, invece dell'eccellenza, Union QDP Liventina è finita 4-1 per la Liventina sul campo di Moriago della Battaglia. Noi c'eravamo, le nostre telecamere pure, c'era anche il collega Marco Mazzocco, scusatemi, che alla fine ha trovato il tempo per le interviste ai due protagonisti, cioè Buondonno e il DS Costantini. Allora, siamo con mister Buondonno a commentare l'ennesima sconfitta purtroppo per l'Union QDP. Nonostante un inizio traumatico, avete condotto un buon primo tempo. Sì, come hai detto tu, ennesima sconfitta e ennesima partenza a rilento. Ci abbiamo messo un po' a capire come erano messi in campo e come muoverci noi di conseguenza, però dopo, tutto sommato, dopo il primo quarto d'ora avevamo preso un po' le misure e siamo riusciti a essere pericolosi in più di un'occasione, siamo riusciti a raddrizzare la partita, per cui sicuramente la sconfitta lascia un po' di amaro in bocca per il secondo tempo. Allora, siete partiti con Beccia dietro le due punte, poi all'inizio del secondo tempo hai spostato sia lui che Sinameta a coprire di più a centrocampo, eppure disattenzione difensiva e prendete gol subito. Purtroppo sì, a fine primo tempo avevo chiesto di restare un po' più bassi, quantomeno i primi 15 minuti, in modo da riuscire a prendere fiducia col passare del tempo, e purtroppo però non riusciamo a tenere la porta inviolata e riuscire a difenderci in maniera egregia quando serve, per cui disattenzioni o no, fatto sta che abbiamo preso gol di nuovo nei primi 10 minuti, per cui dopo è chiaro che si va ancora di più in sofferenza. Allora, ma lei mister, come lo vede da qui alla fine del campionato, il cammino dell'Union QDP? Il cammino dell'Union QDP è difficile, difficilissimo, forse adesso, era difficile prima. Noi abbiamo comunque l'obbligo e il dovere morale verso questo sport in generale, verso la società, di provare a fare del nostro meglio. Quindi il nostro futuro è fatto di domenica in domenica, scendendo in campo convinti e di dover dare di più degli altri e di cercare comunque di portare a casa qualcosa. Siamo con il direttore sportivo Costantini, ex mister, che comunque ha una visione della partita sicuramente di grande esperienza. Allora, primo tempo siete partiti benissimo, facendo vedere a loro i sorci verdi, poi sbloccato il risultato quasi subito, avete subito la loro reazione. Sì, intanto mi dispiace che non ci sia il mister a commentare la partita, ma era influenzato, è stato male tutta la settimana, per cui è andato a casa. Sì, la disamina è giusto, diciamo che dopo il vantaggio, dopo il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove indubbiamente abbiamo fatto bene, abbiamo trovato il vantaggio, abbiamo avuto altre due situazioni per poter fare gol ancora, abbiamo subito la loro reazione, ma secondo me non eravamo brillantissimi, anche nei primi 20 minuti abbiamo fatto un po' fatica a far girare palla. Secondo tempo sicuramente con i cambi la squadra ha trovato maggiori equilibri, più dinamismo, e dopo che abbiamo trovato il 2-1 chiaramente è stato tutto più semplice. Sicuramente Scarpi è quello che ha inciso di più maggiormente. Costa è quello che ha inciso di più, è un ragazzo che è un 2001 che quest'anno ha fatto cose straordinarie. Domenica scorsa ha sbagliato quello che probabilmente non si sbaglia in un campionato, e il mister oggi chiaramente era un po' scosso, l'ha lasciato fuori. Poi è entrato benissimo, è un ragazzo che ha grandi prospettive davanti ed è stato determinante. Bene, queste le interviste, Buondonno e Costantini. Andiamo a vedere che cosa propone il tabellino per domenica, per questo weekend, per l'eccellenza Girone B. Propone Calvinoale Portogruaro, Istrana Union Pro, Liventina Careni, partita importantissima per entrambe, Montello Lia Piave, altrettanto, soprattutto per il Lia Piave che deve uscire dalla zona brutta, e il Montello che cerca le ultime botte. Real Martellago, Porto Mansuè, San Donà, Robe
Beganese, Spinea, Union QDP e attenzione, Vittorio Veneto, San Giorgio Sedico. Ci si gioca un po' di campionato in questa gara, ne siamo sicuri. Promozione, girone D, Opitergina in testa con 55 punti, Opitergina in casa contro il Caorle e la Salute e il Treviso Academy va a Ponzano contro la penultima, non ci dovrebbero essere problemi. Passiamo al basket per chiudere. In Serie A2 femminile il Ponzano attende nel weekend il San Giorgio che ha 4 punti in più delle trevigiane, a cui servono naturalmente punti per evitare la retrocessione. In Serie B maschile infine la Rucker sarà a Lecco contro la quarta della classifica, ma si prospetta una prossima settimana bella, bellissima sotto il profilo degli appuntamenti. Prima Bernareggio e poi la Final 8 di Coppa Italia. È tutto, ci fermiamo qui, vi auguro buon weekend, ci risentiamo lunedì.